volano di occupazione impegnata nello sviluppo e il tipo di azienda su cui vogliamo investire. Questo è il commento della Presidente della Regione Deborah Serracchiani a conclusione della visita svolta oggi alla Automotive Lighting di Tolmezzo, accompagnata dall'amministratore delegato Eugenio Razzelli, dal direttore dello stabilimento Ugo Peressoni e da altri componenti dello staff. La Presidente ha visitato i diversi comparti della struttura, parlando con gli addetti alle varie fasi della lavorazione. Oltre ad aver già dato lavoro a poco meno di 800 persone, l'Automotive Lighting punta a crescere ampliando struttura e produzione, per cui ci sono prospettive di ulteriore occupazione, ha notato Serracchiani, aggiungendo che anche per questo la Regione e tutte le istituzioni debbono accompagnare questo processo di sviluppo. L'impegno continuo in ricerca e innovazione e l'investimento nell'export sono altri due plus della Automotive Lighting citati dalla Presidente, che con Razzelli ha parlato tra l'altro degli obiettivi di espansione di un'azienda che già occupa spazi e capannoni per un totale di 28.000 metri quadrati. Con un fatturato di 13,5 milioni di euro, almeno 4 prodotti lanciati in media ogni anno e un portafoglio clienti prestigioso, Fiat, Audi, BMW, Volvo, Opel, Mercedes ed altri, Automotive Lighting continua tra l'altro ad investire in formazione e dopo l'esperienza positiva di Torino e Bologna ha avviato anche in Friuli Venezia Giulia un accordo con le università di Trieste e Udine per far crescere giovani ingegneri da inserire nei propri organici. Ci sono prospettive di ulteriore occupazione anche a breve. Credo che qui la Regione, ma tutte le istituzioni, debbano accompagnare questo processo di sviluppo. È un'azienda che fa anche tanta ricerca e sviluppo ed è esattamente il tipo di azienda sulle quali vogliamo investire.